Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Oggi vi mostrerò la differenza di contouring tra un lato e l'altro, questo e questo. Ci sono state parecchie richieste di contouring alla mascella sotto il video del contouring allo zigomo differente l'uno dall'altro che ho fatto la settimana scorsa. Ho pensato bene di accontentarvi anche perché io sono molto affascinata da questo tipo di contouring che può cambiare il viso veramente in un modo eccezionale a seconda di quello che si fa. In questo video abbiamo esplorato come far apparire una mascella pronunciata un pochino meno pronunciata, e quindi sto parlando di questo lato qui molto più soft. Ho accontentato anche le richieste ovviamente di chi invece ha la necessità di portare la mascella fuori, quindi di renderla più visibile, quindi sto parlando di questo lato qua. Insomma, se siete interessati non perdetemi il video. Ho già fatto gran parte del contouring al resto del viso, così possiamo concentrarci direttamente sulla mascella. Ci sono sostanzialmente due tipi di contouring che possiamo fare alla mascella, esattamente così come vi ho spiegato anche per gli zigomi. Uno è quello per scolpire, quindi per scavare, l'altro invece serve in realtà a tirare fuori ancora di più tutta questa zona qui, se ce l'avete piuttosto piccola. Io in realtà faccio una via di mezzo tra tutti e due i tipi di contouring perché mi piace scavare, far uscire di più questa zona di me perché è molto piccola, ma allo stesso tempo mi piace sfinare perché ho un po' di ciccetta qui sotto che va quindi stirata. Di qua farò quello per scolpire, quindi sfinare e di conseguenza nascondere questa parte della mascella. Di qua farò quella invece per farla uscire di più fuori. Ora io vado a prendere un pennello come questo dove c'è una parte più piccola con la quale deposito il prodotto e con l'altra picchietto sfumando. Voi però potete prendere qualsiasi pennello, diciamo, di piccole dimensioni. L'altra volta io avevo preso questo, quindi anche qualcosa del genere stile Real Technique va bene, basta che non sia troppo grande, troppo cicciotto. E vado sempre con la mia palette Atene di Molac, questa qua, e penso che vado a prendere un po' questi due colori qui che però su di me risultano particolarmente grigi, infatti spesso li mischio a questo qua che è un po' più caldo, ma non troppo. Insomma, non prendo un unico colore quasi mai io per fare il contouring, perché a volte lo faccio anche insieme al bronzing, ma quella è tutta un'altra storia. Allora, partiamo da quello classico che si fa per scolpire. Per scolpire, mi avvicino allo specchio, scusate se ne vedete un pochino, si parte da sotto l'orecchio, da qua, e si tira sopra la mascella, non sotto, non di lato, sopra, proprio dove toccate l'osso, ok? E da qui in realtà io vado a picchiettare sfumando sia un po' verso il basso leggermente sia un po' verso l'alto, quindi vado a prendere anche un pochino, diciamo, il collo. Ho preso uno specchio di qua così voi potete vedere meglio in questa posizione. Se vedete che è ancora troppo duro, prendete la spugnetta del fondotinta e andate a sfumare. Ecco, allora questo vi cancella una mascella pronunciata, troppo tonda, che non vi piace perché prende troppo spazio. Potete vedere la differenza tra questa e questa. Ovvio che sembra tanto, ma poi se vai a incipriare, eccetera, porti via un po' di prodotto, viene fuori una roba sfumata bellissima che ti dà l'effetto che stai cercando. Di qua andrò a fare quello lì invece per portare fuori la mascella. In questo caso cosa si deve fare? Si deve andare ad agire soprattutto sotto, ve lo faccio vedere subito. Si parte da qua e si va immediatamente sotto, anche leggermente dietro l'orecchio, sotto l'orecchio, verso il collo, così proprio bisogna, tra virgolette, cancellare una parte del collo e della mascella sotto per far uscire l'osso qui, cioè questa parte, per far evidenziare questa parte. Adesso vado a sfumare, questo lo faccio per lo più, anzi quasi del tutto solo verso il basso,
e ovviamente in questo caso qui andrò a mettere anche più prodotto sul collo, ma ci sta perché è funzionale all'effetto che vogliamo. Io poi qui sotto ho un bel po' di brufoletti, quindi un po' verranno fuori perché quando fai il contouring in crema e hai dei brufoli sotto viene fuori. Vado un po' con la spugnetta del fondotinta, mi raccomando qui sopra, cioè proprio sopra l'osso della mascella non deve esserci prodotto scuro se non quello che arriva vagamente sfumato dal basso. La differenza è evidente ragazzi, io non so quanto in camera si possa percepire, ma c'è una differenza abissale perché di qua è tipo, ma sembra che mi manca una parte di mascella e di qua viene tutta fuori, viene completamente fuori. Io nel fare un mix tra le due, praticamente su questo lato qui che mi piace moltissimo perché va a sfumare anche sul collo e mi leva un po' di ciccetta anche sul collo, l'unica cosa che faccio in questo caso è andare un po' sopra, però solo verso questa parte qua perché questa è la parte cicciotta diciamo, e un goccino qui lasciando, vabbè, è un po' un casino quello che faccio io, però questo è per farvi capire infatti in particolare che il contouring va sempre adattato in maniera molto personale, non potete prendere una tecnica e bam metterla praticamente su tutte le persone oppure credere che possa andare bene tranquillamente per voi. Se avete pazienza e vi piace l'idea di conoscere il vostro volto, dovete provare un po' più tecniche e vedere quella che va meglio per voi, oppure come dico sempre io non è assolutamente scontato affidarsi ad un professionista, cioè chiamare una make-up artist, farsi fare una sessione di make-up personalizzato per capire esattamente qual è il contouring che va sul vostro volto. Quindi senza che vi sto a spiegare il mio perché è particolarmente complesso come per ogni persona, però io faccio un mix tra le due e devo dire che la differenza è sconcertante. Cioè qui sembro cancellata, di qua quasi una mascella all'Angelina Jolie, cioè che adoro però fino a un certo punto perché poi mi piace anche nascondere la ciccetta. E adesso mi sembra un po' una barba, però vado a mettere la cipria e dopo ripassiamo un po' con le polveri e vi farò vedere com'è. Già con la cipria vedete che l'effetto è molto più soft, potreste tranquillamente mettere un po' di blush e sareste a posto per quanto mi riguarda. Alcuni di voi mi chiedono nei commenti: ma posso fare il contouring, questo tipo di contouring solo con le polveri? Assolutamente sì ragazzi, voi dovete tenere presente che io sono di fronte ad una camera con delle luci molto forti, quindi ho bisogno di far vedere bene com'è la tecnica e quindi ho bisogno di calcare un po' più la mano rispetto a quello che farei nella vita reale, anche se non c'è niente di male a fare anche questo nella vita reale, cioè io a volte lo faccio perché insomma mi piace variare tantissimo e poi perché con la crema, con i prodotti in crema si imprime di più il colore e la tecnica stessa, quindi le linee, e vi dura anche di più, capito? Cioè perché la crema una volta che è a contatto con la pelle ci mettete la cipria sopra, sigillate tutto e cioè siete a posto praticamente tutta la giornata, laddove invece con la polvere messa sopra il fondo e la cipria, io a volte ho l'impressione che se vuoi fare una base un pochino più tra virgolette pesante, comunque un po' più spessa, poi dopo quando vai a fare la cosa con le polveri un po' di base viene sempre via, invece così tu sigilli quello che c'è sotto con la crema e dopo puoi andare tranquilla anche con le polveri. Il make up è bello perché è vario, perché potete giocarci, perché potete scegliere cosa fare, quindi non c'è assolutamente nessun problema, andate tranquilli anche solo con le polveri. Allora io a questo punto invece vado a calcare con le polveri, appunto prendo Morpheo, polvere compatta di Mulac, e qui a livello di pennello potete un po' scegliere. A me piace molto questo powder brush di Nabla, ma va benissimo sempre di Nabla anche questo qua, il Precision Powder Brush, perché con questi potete essere proprio ben precisi. Anzi oggi vi faccio vedere questo qui, visto che uso sempre quello di powder brush, quello più grande. Quindi tingo il prodotto, tolgo un po' via l'eccesso visto che abbiamo già fatto la base con la crema e parto sempre dall'esterno, scendo verso il basso. Però vabbè, questo ve l'ho fatto già vedere, lo faccio un attimo velocemente e poi passiamo alla mascella. Oggi i miei BBR, non ci fate caso, ma vanno veramente per fatti loro. Io comunque nonostante tutto li adoro, cioè vedete anche se però sono adorabili, non so, li adoro.
Allora, andiamo sulla mascella, quindi seguiamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto con le creme, quindi di qua vado leggermente sopra e un pochino vado anche giù, poco. Qua invece solo ed esclusivamente sotto. Potete chiaramente vedere la differenza. Scusate, ma ogni tanto devo guardarmi per capire se ho fatto bene, perché io ho la luce di qua, quindi di qua c'ho il buio e non riesco a vedere bene. Comunque, a parte queste scuse, potete vedere tranquillamente la differenza. Di qua è tipo esce proprio fuori la mascella, non so se riuscite proprio a vedere, cioè secondo me si percepisce bene, perché viene proprio fuori, cioè sembra che ha tanta mascella. Di qua invece è super soft, ammorbidita, quasi inesistente, perché siamo andati proprio a scavare, cioè a metterlo sopra. Se vi serve eliminare la mascella dovete sempre andare a mettere lo scuro, quindi così. Se invece avete poca mascella appunto e volete un po' equilibrare i volumi nel viso, questo è quello da fare. Completo un po' il trucco e torno da voi per le considerazioni finali. Ho finito il look e comunque sono ancora evidenti le differenze tra un lato e l'altro, che per me sono veramente incredibili, e spero che questo video vi sia stato utile, spero che qualcuno di voi riproduca uno o l'altro tipo di contouring. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti se ci provate. Non dimenticate di iscrivervi, cliccare like a questo video, condividere, attivare le campanelle per restare sintonizzati e soprattutto in vista di prossimi video. E io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Perché mi è stato richiesto il contouring alla... non scarico questo. Oddio santo. Non ci posso credere. Sono un imbecille perché io ho completamente dimenticato di registrare l'audio, ragazzi, quindi non posso rifilmare, sono le 11:30 di sera e vorrei andare a dormire e domani mi aspetta un'altra lunghissima giornata, quindi non posso rifilmare. Sono un imbecille, vabbè, troverò un modo.